Veneto Banca intesa su esuberi e stabilizzazioni, Algeria, attenuate ricadute economiche e sociali sui lavoratori e garantiti più giovani. Si allontana lo spettro dei licenziamenti in Veneto Banca grazie all'accordo sottoscritto tra organizzazioni sindacali e azienda che mette in sicurezza tutti i lavoratori e permette la stabilizzazione di tutti quelli con contratto di apprendistato e di buona parte di quelli a tempo determinato. Una trattativa complessa che segna la fine della procedura avviata lo scorso 16 marzo per la gestione delle ricadute derivanti dall'ennesima riorganizzazione che l'azienda dichiarava avrebbe generato 730 esuberi. Nel particolare vengono riaperti i termini del Fondo di solidarietà fino al 31 dicembre 2020, valorizzato e ampliato lo strumento del part-time, prorogati i vigenti contratti integrativi aziendali fino al 31 dicembre 2017 e prevista la riconversione professionale di 300 dipendenti all'interno del gruppo. Inoltre, le 140.000 giornate di solidarietà che l'azienda pretendeva venissero fruite senza retribuzione tra il 1 luglio 2016 e il 31 dicembre 2018 sono state ridotte a 103.000 e l'impatto economico a carico di ciascun collega notevolmente ridotto attraverso la possibilità di compensare le assenze con ex festività e ferie residue. Ancora una volta è prevalso un grande senso di responsabilità da parte di tutti, organizzazioni sindacali e azienda, ha commentato a caldo Giuseppe Algeri, coordinatore Fabi Gruppo Veneto Banca. Abbiamo trovato un'intesa equilibrata che permetterà di perseguire gli ambiziosi obiettivi delineati nel piano industriale del gruppo Veneto Banca, attenuando il più possibile le ricadute economiche e sociali sulle colleghe e sui colleghi e soprattutto salvaguardando l'occupazione con una particolare attenzione anche ai colleghi più giovani. Dopo i sacrifici richiesti a tutti i dipendenti, dagli impiegati ai dirigenti, ha aggiunto Luca Bertinotti, segretario nazionale della Fabi presente alla trattativa, ora ci aspetta un segnale in questa direzione anche da parte del Consiglio di amministrazione, che ci auguriamo dia corso a una riduzione dei propri compensi, che possa costituire una coerente, consapevole e buona pratica, soprattutto in vista della delicata e cruciale prossima assemblea societaria di giovedì 5 maggio. Ed è tutto per questo Fabi TG, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione dedicata ai bancari. Grazie per l'attenzione e buona serata.